Sono le 7:30. Va ora in onda la rassegna stampa. Gentili ascoltatori, care ascoltatrici, buongiorno, buon risveglio da Sammy Varin. Siamo insieme in rassegna stampa in questo giovedì 26 settembre 2024. Sammy Varin con occhiali gender. C'è un motivo per tutto, c'è un motivo per cui c'è Sammy Varin in onda quest'oggi, c'è un motivo per cui Sammy Varin ha gli occhiali gender, perché ancora una volta una parte dell'Italia minimale attacca una parte dell'Italia in maggioranza. E ora però me li tolgo questi occhiali gender perché mi sembra di essere il cieco di Sorrento, non si vede assolutamente niente. Buongiorno, buongiorno da Sammy Varin, certo, salutiamo Davide in regia, ma salutiamo soprattutto tutti gli amici che quest'oggi si stanno mettendo in contatto con una radio diversa che si chiama Radio Libertà, che modula su molte piattaforme a partire dalla Radio DAB. Se siete in macchina, cliccando DAB sul tastino, che non è più un tastino ormai perché abbiamo il touchscreen, scoprite una marea di nuove emittenti, tra cui Radio Libertà, che si ascolta nel DAB in tutta Italia. Se ci seguite da casa sul vostro televisore, il telecomando si schiaccia 252 e in tutta Italia arriva l'audio e anche il video, se il vostro è un televisore smart, di Radio Tele Libertà. Gli amici che ci seguono sul sito radiolibertà.net, che naturalmente è anche in video, coloro che hanno scaricato la app di Radio Libertà sul proprio cellulare e ci ascoltano ovunque, anche nella metropolitana di Milano, coloro che ci seguono attraverso i social. Se non diciamo parolacce, solitamente riusciamo ad andare in onda sia su Facebook che su YouTube cercando Radio Libertà. E poi gli amici di Lega Salvini, premier leghisti, celoduristi come il sottoscritto. Il buongiorno Sammy Varin ve lo porterà intorno alle 8:30 anche con le vostre telefonate. Sì, una rassegna stampa con telefonate, quella di Sammy Varin, chiamando il numero 02 9294 7222, il centralone di Radio Libertà che vi manda in diretta senza filtri né censura. Ciò vuol dire che voi telefonate, dite voglio andare in diretta e nessuno vi chiede di cosa volete parlare, dammi il numero di telefono che poi ti richiamiamo in mattinata. No, non abbiamo soldi per richiamarvi, per cui vi mandiamo subito, immediatamente in diretta. Stessa cosa, ma molto più semplice per il WhatsApp, inviando un messaggio scritto, audio o video al 340 67 09 659. Mi compare qua direttamente in redazione, per cui è la cosa più facile di questo mondo, io lo posso leggere immediatamente. Tra poco ci buttiamo sui quotidiani oggi in edicola, ma prima un'occhiata al sito del Corriere della Sera. Israele si prepara a un'operazione di terra. Gutierrez dall'ONU dice Libano sull'orlo del baratro, e Biden che per la prima volta anche lui dice una cosa simile: possibile una guerra su vasta scala. Quindi niente di buono sul fronte internazionale, anzi, anche se queste cose si dicono ormai da settimane e ci siamo abituati, però sembra sempre che sia la volta buona, soprattutto perché Putin adesso vuole cambiare la dottrina nucleare, pronti a usare l'atomica.
scrive il sito elettronico del Corriere. E allora torna lo spettro nucleare, 12.000 testate in mano a 9 paesi, 2.100 sono pronte all'uso. Te com'è facile, testata nucleare pronta all'uso. Poi naturalmente si ritorna in Italia con la brutta cronaca, la strage familiare a Nuoro, uccide moglie e figlia, poi si toglie la vita, in fin di vita un altro figlio e il vicino incrociato per caso. E qui avremo oggi una riflessione su vari quotidiani su cosa sta accadendo. Ognuno dice la sua, ma nessuno sa veramente cosa cavolo stia accadendo. Ero indeciso se fare la rassegna stampa oppure no quest'oggi, vi dico la verità, perché il quotidiano Repubblica continua a essere in sciopero. Non è possibile. Cioè, capite come si fa a vivere senza il quotidiano Repubblica? E il Santo Padre sarà a pregare tutto il giorno. Che cosa fa altrimenti? Niente, niente. Sia il cartaceo che il sito di Repubblica in sciopero fino alla mezzanotte di oggi. E che facciamo? La facciamo lo stesso, la rassegna stampa, Davide? Proviamo. Ma senza Repubblica manca veramente il divertimento. Che cosa avrebbe pubblicato Repubblica quest'oggi? La manifestazione fatta ieri dalle sinistre, perché una volta tanto erano tutti insieme per dire che non va bene il decreto sicurezza, i sindacati a manifestare, ma non vi spoilerò mica, più sesso meno sasso, vi sto a dire queste cose. Partiamo invece seriamente dal sito cartaceo del Corriere della Sera, che apre alla stessa maniera: Israele prepara l'invasione, pronti all'operazione di terra in Libano, Hezbollah razzo su Tel Aviv, Biden rischio di guerra totale, Putin useremo armi nucleari se aggrediti e Zelensky vuole colpire i nostri reattori. L'editoriale di Antonio Polito, firma e referendum, un'arma a doppio taglio. Avete notato anche voi che ora si raccolgono firme con una certa facilità rispetto a un tempo che bisognava mettersi di giorni, settimane al freddo, al caldo, sotto il gazebo, cercando di chiamare qualcuno a firmare, eccetera. Basta, è finita. Adesso ci sono le firme digitali e vedete con che facilità si sono raccolte 500.000 firme per le motivazioni più strane e strampalate. Dove andremo a finire? Ma soprattutto facendo così poca fatica se ne fa altrettanta poca poi a dire no, non va bene questo referendum, e ancora meno fatica fanno gli italiani poi che non si alzeranno neanche dal divano per andare a votare. Peccato che ci sia un prezzo importante a tutto ciò, nel senso che si paga un fracco di soldi per ogni referendum. E allora Antonio Polito, firme referendum, un'arma a doppio taglio. Se si possono raccogliere le firme per un referendum come si fa con le petizioni online o con i like sui social, è un bene o un male per la democrazia? Guarda che questa è una bella domanda. Da una parte sicuramente è un bene, perché ognuno di noi firma per qualche cosa, ma ti manca poi il fatto: orco, devo andare in comune che è aperto solo in questi orari, cioè, orco, devo trovare il banchetto, ma dove sarà, eccetera. Andare su un sito, firmare online è la cosa più semplice di questo mondo. All'apparenza sembrerebbe senza ombra di dubbio un bene. Il sistema digitale, utilizzato per la prima volta con successo dai promotori del referendum per dimezzare i tempi della cittadinanza agli stranieri residenti, è certamente più pratico e semplice di prima, quando le 500.000 firme andavano apposte davanti a un notaio, un cancelliere, un segretario comunale. Costava fatica e sudore e molte volte i promotori non ce l'hanno fatta. Da poche settimane basta invece andare su una piattaforma digitale offerta dal Ministero della Giustizia, e infatti per questo primo esperimento di referendum Speedy Gonzales, non mi piace come termine, scusa, non mi piace. Io farei un referendum pepe in culo, posso dirlo? Negli ultimi 2 giorni le firme sono piovute al sorprendente ritmo di 10.000 firme all'ora. Ragazzi, una velocità pazzesca, 10.000 firme all'ora. E
tra parentesi, avete visto insomma come noi italiani, boccalo boccalonis, siamo stati istigati dai soliti signori ben pensanti al caviale che sono apparsi in TV o sui social facendo l'appello e noi, ma mi riprendi un attimo, così, guarda, boccalone, subito, no? Siamo andati a votare perché l'ha detto Gali. Capite, insomma. D'altronde un tempo c'era Giovanotti, adesso Giovanotti c'ha i suoi cacchi e non riesce bene ancora a muoversi, fatica, no, ha fatto anche lui l'appello, non lo so. Oh, c'è Gali, e se c'è Gali, o Saviano non lo guarda più nessuno in televisione, ma quando appare nei social è ancora un bell'uomo. E insomma, tutti a firmare. Per che cosa? Per far diventare italiani gli stranieri in anticipo rispetto ai 10 anni. Con soli 5 anni, signori, 5 anni, meglio di Vanna Marchi, diventi italiano e chiaramente diventa italiano tutto, chiunque intorno a te. Santa polenta. E quindi negli ultimi 2 giorni le firme sono piovute al sorprendente ritmo di 10.000 all'ora. Firme per il referendum, firme digitali. E neanche a dire che sia solo il mezzo utilizzato la ragione di tanto successo. Se andate sullo stesso portale troverete infatti molte altre proposte referendarie, per esempio contro la sperimentazione sugli animali, contro la caccia, per abolire le candidature plurime o modificare le leggi elettorali vigenti, che hanno invece ottenuto appena qualche decina di migliaia di firme. Vuol dire che oltre al mezzo deve avere contato e come anche il messaggio per chi ha firmato, quello sulla cittadinanza, oltretutto veicolato da numerose star dello show business e della politica. Anche Antonio Polito, sono contento, è d'accordo con me. Ci siete cascati in poche parole? No, assolutamente, si chiama democrazia, of course. Siamo sempre sul sito del Corriere e tra i titoli importanti sicuramente il cambiamento di rotta a scuola, voto di condotta, la stretta è legge, più facile bocciare, elementari tornano i giudizi, stretta quindi sulla disciplina a scuola, la riforma del voto in condotta è legge, d'ora in poi basterà il 5 in comportamento per essere bocciati, mentre con il 6 si sarà rimandati. Tornano i giudizi sintetici alle elementari e chi sarà sospeso per più di 2 giorni dovrà fare volontariato, multe per gli studenti violenti. Insomma, ci piace mettere delle leggi un po' più severe che ne dica la sinistra. Cos'è che dico? Tintinnio di manette. C'hai mica delle manette che volevo farle tintinnare, manette, ma eccola qua. La boccettina del caffè, il tintinnio di manette. La facciamo così la rassegna stampa, col tintinnio di manette e di chiavi, che sono le chiavi della galera. Questa è la prima pagina del Corriere, per cui certamente poi avremo modo di tuffarci in altre emozioni, in altre situazioni, ma andiamo anche sul Fatto Quotidiano, e in mancanza di Repubblica mi scuso con voi, di solito vi faccio eccitare leggendo il quotidiano più amato dagli italiani, e Repubblica non c'è. Ho chiamato qualche collega, inventiamoci una prima pagina, vi prego, e niente da fare, vabbè, vi leggo comunque il centro pagina del Fatto Quotidiano, la guerra ai cronisti, la stangata delle destre su chi pubblica le ordinanze, 500.000 di multa per chi scrive la verità. 500.000 di multa, ragazzi, ideona degli avvocati, camere penali, sanzioni più pesanti a chi viola il bavaglio, sì di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega. DDL sicurezza e doni a evasori e corrotti. Linea dura su chi protesta e molle su chi ruba. Tutte le leggi non uguali per tutti. E poi certamente, se volete, Marco Travaglio, la serva serve, che vedremo se leggervi oppure no, se fate i bravi. Anzi, come al solito ci sono le richieste. Nelle vecchie radio anni 70-80 c'erano le richieste musicali. Adesso
si fanno le richieste politiche, le richieste dei quotidiani. Richiedete il vostro quotidiano preferito o l'articolo che magari sapete che c'è sul quotidiano perché siete già passati in edicola ad acquistarlo, inviando un WhatsApp al 340 6709 659. Richiedete l'intervista più amata o il quotidiano più seguito, certo, inviando un WhatsApp al 340 6709 659 e io vi regalo la prima pagina del quotidiano Il Giornale. Da dove partiamo? Da dove partiamo? Ah beh, da Sala, certo non si può fare a meno di Sala all'evento del Giornale. Sala si confessa, vorrei fare il centro della sinistra, ci mancava quello, il centro della sinistra e leggeremo certamente l'intervista, non vedo l'ora, all'interno del quotidiano Il Giornale. Motori diesel e benzina, mezza Europa sta con l'Italia, rivedere lo stop. Tira una brutta aria per il Green Deal europeo e le certezze sulle magnifiche sorti dell'ambientalismo ormai vacillano. Insomma, siamo un po' contenti che anche la Germania si stia svegliando. Adesso aspettiamo che gli dica qualche parolina nell'orecchio alla von der Leyen, che è ancora nicchia, ma forse riusciamo a rimandarla questa rivoluzione green, che non vuol dire non essere green, ci mancherebbe altro, mettiamo il cappotto, fuori i soldi, chi ce li ha, ma chi non ce li ha che fare, punto di domanda. E su questo parla anche Nicola Porro. L'editoriale sul quotidiano Il Giornale titola Disastro auto, manager complici. Se un signore viene pagato 37 milioni all'anno, si presume che abbia dei meriti per godersi questa retribuzione. Se il medesimo manager chiude fabbriche e mette in cassa integrazione i suoi dipendenti, si può sempre ritenere che lo faccia per il bene supremo dell'azienda, anche se in contrasto con gli interessi della manodopera. Se però l'azienda che guida ha perso la metà del suo valore in borsa ed è ritornata alla casella di partenza di 3 anni fa, allora stiamo parlando di Carlo Tavares, il numero 1 di Stellantis, secondo produttore di auto in Europa, aggregatore dei marchi Fiat, Peugeot e Opel e strenuo difensore del virus che ha ucciso l'industria automobilistica europea, l'elettrificazione. Questa enorme crisi dell'auto nel vecchio continente viene spesso attribuita alle folli politiche green della prima commissione Ursula e senz'altro così. Politici e burocrati hanno forzato la mano alle scelte del mercato, ma i ricchi signori dell'auto che facevano mentre costruivano la ghigliottina? Gli azionisti e i loro strapagati manager che dicevano? Nulla, in silenzio, senza fiatare. E qua mi fermo, ma l'editoriale di Porro prosegue sul quotidiano Il Giornale. In centropagina il caso dossieraggio, lo spione Striano pronto alla fuga, non pago solo io. Il finanziere intercettato, accessi fatti insieme ma debitano tutto a me. E poi la tensione dall'Ucraina al Medio Oriente, Meloni, Israele rispetti i diritti dei civili e Putin torna a minacciare l'atomica. L'esercito di Netanyahu prepara l'invasione del Libano. Siamo a un passo dalla guerra aperta tra Israele e Libano. Raffiche di razzi di Hezbollah hanno continuato a colpire il nord dello Stato ebraico e un missile è stato intercettato sopra Tel Aviv, mentre Israele ha risposto con nuovi attacchi aerei. Il capo dell'esercito Halevi ha avvertito i soldati: preparatevi a una possibile operazione di terra. Queste cose le diciamo da settimane. Tu dici la volta buona stavolta, naturalmente speriamo di no. No, Sala non ve lo do subito. Adesso mi richiedete Sala, non posso e non voglio leggervi subito, non sono pronto, diciamo così, non sono pronto a leggervi l'intervista del sindaco di Milano Sala, che siamo sicuri parlerà di tutto tranne che di sicurezza. Milano al numero 1 tra le capitali meno sicure d'Italia, ma vi faccio vedere, per farvi godere ancora di più, la prima pagina del quotidiano Il Tempo. E questa copertina che io mi ritaglio e mi metto in cameretta è lì Baba, splendida foto di Ellis Line, ma è davvero carina in questa foto, ma è lei, il genio tra virgolette del PD. E la svolta araba
la piazza antisemita inneggia Hamas, gli imam chiamano la guerra santa e il Viminale lancia l'allarme violenza. Ma la sinistra di Schlein chiede solo diritti e cittadinanze facili e veloci. Beh, non soltanto, direi io, ci aggiungo, me li rimetto, gli occhiali gender. Chiedono anche chiaramente diritti per gay, lesbiche, pansessuali, transessuali, si guarda in mezzo, cosa c'ho in mezzo? Non lo so cosa sia, e soprattutto il gender nelle scuole, che ci fa schifo, perché il bambino deve avere tempo di crescere e di capire, non bisogna imporre nulla. Quindi bravi quelli del Tempo, questa splendida copertina di Alibaba vestita da Ali Baba, e certamente i richiami poi che parlano anche di questo. L'ultima eurofollia: mandi il bimbo all'asilo? Attento a come ti vesti per non irritare Allah. Santa polenta. Tommaso Cerno, Sarko e noi gli ipocriti del suicidio. Sarko, tu dici non è la stessa cosa? No, siamo un popolo di gente ipocrita in un mondo dove si muore ogni secondo, dove 2 guerre sanguinarie ammazzano innocenti, dove un giorno sì e uno no, anche un padre uscito di senno spara a moglie e figli e un figlio ammazza i genitori. E non ci abbiamo ancora fatto l'abitudine a questa cosa, ma che cosa sta succedendo? Qualcuno dice è il Covid, ancora il Covid, e non diamo più valore alla vita, signori. Che cosa sta accadendo? Beh, succedono queste cose terribili, ci abbiamo fatto il callo finché fingiamo di indignarci tutte le volte. Beh, noi, nonostante questo, ci fermiamo attoniti davanti a Sarko, una capsula sigillata in cui chi decide di togliersi la vita si chiude e preme un pulsante che libera l'azoto. Mamma mia, tu dici, ma non io, ma ci metterei tanta gente in questa capsula. Ma allora sei uguale agli altri, Sammy Varin. Una macchina del suicidio high-tech, la versione da salotto della camera a gas dei penitenziari americani. Ieri una donna americana di 64 anni ci si è infilata dentro scatenando uno shock globale che ha portato all'arresto di diverse persone, persino in quella Svizzera dove il fine vita è qualcosa di normale. Perché è successo? Non certo perché, almeno io non lo penso, il suicidio sia qualcosa che sconfessa la sacralità della vita, al di là della fede o delle idee di ognuno, e nemmeno per la morte in sé, visto che in Italia ci tolgono la vita circa 10 persone al giorno, buttandosi sotto i treni, dai terrazzini, impiccandosi, sparandosi. Molto più tragico e pubblico di Sarko. Il problema è che non parliamo di morte, mai. Non parliamo di chi si sente fuori dalla società, di chi soffre da solo, perché a noi non dà fastidio la morte, ma il fatto che non possiamo fingere di non averla vista e il voltarci dall'altra parte come viene spontaneo fare. Questo l'editoriale di Tommaso Cerno, quest'oggi sul quotidiano Il Tempo. Tra i segnali di quello che sta cambiando nella nostra vita, ragazzi, capite anche, per fortuna c'è il tempo di Osho e la foto virale Meloni-Musk. Ma avete sentito sta cosa? Poteva esserci un flirt, ma è vero, Elon scherza, nessun flirt. E il tempo di Osho scrive la fotografia della Meloni e di Elon Musk che si guardano e lui dice: te va da bere una cosa su Marte, gli dà un passaggio con la navicella, ma il romanesco non mi viene proprio. Non è successo niente, lo diciamo chiaramente, perché poi se sparisce per qualche ora la Meloni, tutti a chiedersi allora è andato con Elon Musk, cosa hanno fatto, eccetera. Santa pazienza. Oh, io sto parlando, ma voi intanto dovete scrivere, lo sapete, si commentano le notizie del giorno facendo un WhatsApp al 340 67 09 659. Il bello di questa radio è che siamo davvero una radio come le vecchie radio anni 70-80. Vogliamo sentire i nostri ascoltatori. Dopo le 8:30
apriamo le linee, ma già da adesso potete commentare l'articolo migliore o peggiore inviando un WhatsApp al 340 6709 659 e richiedere il politico, l'articolo preferito. Il quotidiano La Stampa, guerra totale, il mondo rischia. Nuovi raid in Libano, Israele prepara l'invasione, Zelensky chiede una pace reale, Trump rifiuta l'accordo con Mosca. Biden, in Medio Oriente conflitto più vicino, Putin al Consiglio nucleare pronti a usare la bomba. Ci spostiamo di spalla, il governo e la manovra, banche sì al prelievo, Patuelli, presidente ABI, solidari ma no alla tassa. E si parla naturalmente della tassa sugli extra profitti sulle banche, è stata tentata già lo scorso anno, si rivelò un buco nell'acqua, la strada imboccata dal Tesoro è siglare un patto non solo con gli istituti di credito, ma con tutte le imprese che con inflazione alle stelle e tassi alti hanno ottenuto risultati record. Che ne dite? La mettiamo questa tassa alle banche? Ok, però ricordiamoci che poi le banche si girano verso di noi. La scuola, ma il voto in condotta fa crescere i ragazzi. Anche qui voto in condotta, meglio, peggio, ma secondo me non cambia un granché, nel senso che c'era anche ai tempi il voto in condotta. È chiaro che si fanno nuove leggi, si inseriscono queste cose perché? Perché c'è qualcosa che fortemente non va, perché la società di oggi sta cambiando e in peggio. Perché? Perché succedono robe pazzesche che bisogna in qualche modo mettere a freno. Ben venga la stretta che il ministro Valditara ha dato ieri alla scuola. Erano misure necessarie e urgenti, scrive Elena Löwenthal quest'oggi sul quotidiano La Stampa. Ma poi certamente c'è anche Iuscole, follia social, vergogna, hashtag basta negri. Ragazzi miei, chi è che li ha inventati questi social? Qual è stata la reazione del fu Twitter ora X al referendum di cittadinanza che ha raccolto più di 500.000 firme in poco tempo? Essendo X diventato l'argine rotto della nevrosi collettiva. L'argine rotto della nevrosi collettiva. È difficile sta roba, La Stampa, non essendoci oggi in edicola Repubblica, la Stampa deve in qualche modo sostituire. Quindi X, e quindi il vecchio Twitter, è diventato l'argine rotto della nevrosi collettiva. La reazione è stata la più prevedibile. Qual è l'hashtag che imperversa da 2 giorni in tendenza? Hashtag basta negri. Cosa c'avete da guardare? Guardano me, ma non mi capisco, io sono bianco come un formaggino. Sono stati 2 giorni di repertorio classico e vai, lo sfogatoio è diventato Twitter, che invece insomma sembrava una cosa seria e non era mica frequentata da dottori, giornalisti. Si sono messi a scrivere loro hashtag basta negri. Ah, abbiamo capito tutto. No, ma basta saperla questa cosa. La sappiamo chi è che scrive queste stupidate. Ancora avanti, ragazzi, datemi un'altra prima pagina, vi prego, un'altra, sì, meno male, siamo arrivati alla prima pagina del quotidiano La Verità, era ora, ragazzi miei. E allora, i PM sulle false donazioni di gioielli e dipinti di Marella. Con Monet, Picasso, gli Agnelli hanno tolto 32 milioni al fisco. Ecco l'elenco delle opere nel mirino dei magistrati, perché sarebbero state sottratte alle imposte di successione. Ci sono anche dipinti di Warhol e Balthus, un De Chirico, un Balla, 3 ritratti dell'avvocato fatti da Bacon. Ma naturalmente la notizia che ci interessa a noi è la propaganda gender sulla pelle dei più piccoli. Si va naturalmente all'Università Roma 3, l'editoriale di Maurizio Belpietro, che poi vi leggo. La notizia non è che a una ricercatrice dell'Università degli Studi Roma 3 sia venuta l'idea di istituire un laboratorio per bambin, e poi l'asterisco, trans e gender
gender creative, ma che il progetto sia stato approvato dal comitato etico dell'Ateneo e, come abbiamo preso ieri, sia anche difeso a spada tratta dal rettore dell'istituto. Insomma, cosa stanno facendo ai nostri bambini? E poi fuori in strada manifestano più sesso, meno sasso, con un saluto naturalmente a Rossano Sasso, che è un parlamentare della Lega, che è proprio quello che ha detto no gender. Certamente aiutiamo, comprendiamo chi ha difficoltà a capire il proprio sesso, chi si trova in questa terribile situazione transeunde di dover cambiare sesso, ma non inseriamo il gender nelle scuole, soprattutto parlandone a bambini della scuola elementare. E allora, certo, più sesso, meno sasso, recitavano ieri i cartelli fuori in piazza. Bisogna dirlo chiaramente, i bambini trans non esistono, editoriale di Francesco Borgonovo che intervista Marina Terragni. Tra pochissimo entriamo all'interno dei quotidiani, ma soprattutto iniziamo a leggere i vostri WhatsApp e le vostre meditazioni mattutine al 340 6709 659. Restate lì. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net.
Si intitola Un colpo al cuore, l'ultima canzone di Franco Simone, storico artista anni 70-80, quello di Tu e così sia, quello di Cara Droga, fatevi un giro su YouTube, pezzi splendidi. Questo è però il primo brano scritto dal grande compositore e paroliere Giancarlo Bigazzi. Lo scrisse per Mina nel 1968, Un colpo al cuore, oggi in versione lounge. Franco Simone, Un colpo al cuore, lo trovate su tutti gli store digitali, lo trovate su YouTube e certamente chi mi conosce ha capito che ogni mezz'ora nelle mie trasmissioni faccio sempre una veloce pausa musicale con un artista indipendente, quasi sempre sconosciuto sulle altre radio. Franco Simone e Giancarlo Bigazzi con un saluto agli Squallor. Buongiorno ancora una volta da Sammy Varin, sono le 8:03, sono io che mi occupo oggi di rassegna stampa e voi siete i benvenuti se mi inviate un WhatsApp al 340 6709 659 con i vostri pensieri sui titoli che vi sto leggendo, o per chi mi guarda sul canale 252 del televisore o sui social vedrete un riquadretto che si muove accanto al faccione di Sammy Varinone e sono tutti gli appuntamenti da non scordare targati Lega e centrodestra, ma soprattutto ciò che gira in rete e che naturalmente commenta le notizie di queste ultime ore. Interessantissimi questi riquadri perché sono estrapolati da tutti i siti di centrodestra, da tutte le segnalazioni Lega e centrodestra e sono poi quel materiale che è bello anche inviare a parenti, amici per commentare insieme le notizie del giorno. Chi ci guarda sul 252, sul sito radiolibertà.net e sui social. Intanto Sammy Varin ha aperto la prima pagina del quotidiano Libero, che mette in centro pagina l'ultima spiaggia, si inventano pure la love story Musk-Meloni, il miliardario costretto a smentire le voci su una relazione con il premier rilanciate da sinistra sui social anche in Italia, cioè capite? Questi hanno tempo davvero da perdere, ma va bene, ci facciamo una risata. Mario Secchi, il suo editoriale, gridano al regime contro chi chiede città più sicure, e sta cosa che sono andati a manifestare i sindacati contro il DL sicurezza. Cosa c'entra il DL sicurezza con i sindacati? Ci stiamo guardando intorno e lo chiediamo. Perché tra le nuove leggi, a proposito adesso nei tribunali sono tutti preoccupati, troppe leggi, troppi nuovi reati, come faremo? E allora cosa facciamo? Liberi tutti? Votiamo Salis e andiamo tutti a casa? No, scherzi a parte, sono tutti preoccupati perché allora nei tribunali arriveranno un fracco di casini perché tu sei stato denunciato per questo, l'altro è stato denunciato per quell'altro, non capiscono già niente adesso, ti immagini tra qualche mese. Ma i sindacati dicono non si può più neanche manifestare. Cavolo, come faremo? Perché il centrodestra, la Lega, sta togliendo proprio la libertà di manifestare, capisci? Fammi leggere l'editoriale di Mario Secchi che forse spiega un po' meglio di me. Gridano al regime contro chi chiede città più sicure, la distanza siderale che divide la sinistra dalla destra, i progressisti dall'uomo della strada, si misura sui temi dell'immigrazione e della sicurezza. Gli intellettuali illuminati ci dicono che il governo Meloni ha un'ossessione securitaria, una voglia di manette. Fammi sentire il tintinnare. Il tintinnare delle manette. Mi piace, lo so. Sta crescendo in questo l'ascolto di Radio Libero. Cioè io faccio così, aumentano gli ascoltatori, figata, una voglia di manette, il desiderio tramutato in norma di reprimere il dissenso. Naturalmente non gli sfiora il cervello l'idea che
stiamo dicendo una serie di corbellerie, proprio perché abitano in un paese libero, con la stampa completamente sbilanciata a sinistra, le televisioni che mandano in onda talk show a senso unico e vi lascio immaginare quale senso. Perfino le riunioni di condominio sono monopolizzate da amministratori con la tessera del PD. È un circo rosso e loro lo vedono nero. Ieri a 8:30 con Lilli Gruber ho ascoltato con un certo divertimento il professore Tommaso Montanari, rettore dell'Università per Stranieri di Siena, vecchio amico, descrivere l'Italia come una dittatura. Una studentessa ha detto che non era proprio il fascismo, ma in fondo vi somigliava. E naturalmente a supporto di questo scenario non c'era un solo dato. Si vota. Il centrodestra vince e rivince, ma tutto va male. Cribbio. La sinistra critica decreto sicurezza senza interrogarsi sulle ragioni che hanno indotto Palazzo Chigi a vararlo. Abitare nelle ZTL e negli attici non è un alibi per non capire. Da qualche parte avranno pur sentito dire che a Milano, a Roma e in altre grandi città c'è un problema di ordine pubblico, di microcriminalità, di violenze che destano allarme sociale. Il governo prova a rispondere. Il tempo dirà se con efficacia o meno, mentre chi fa i conti con la quotidianità nota che con la sinistra tutto è permesso, tutto è giustificato, è sempre colpa di qualcun altro, della società, del sistema, del cattivo di turno che aizza i peggiori istinti. Fanno sociologia, mentre sono stati sepolti dalle macerie della storia. Questo è l'editoriale di Mario Secchi sul quotidiano Libero, che in centropagina infatti mette i cori al corteo PD, Giorgia in Siberia. Al Senato il presidio contro il decreto sicurezza. Anche Elli in piazza per difendere chi manifesta bloccando le strade. Deriva autoritaria. Ma quando fai una manifestazione, insomma, noi della Lega qualcuna l'abbiamo fatta, e si manda una mail, si chiede il permesso, una PEC, eccetera, e c'è il silenzio assenso. Se non ti rispondono vuol dire che va bene, altrimenti si faceva così a chiedere una manifestazione. Perché tutte ste menate? Perché questi vogliono fare manifestazione senza chiedere autorizzazione, quindi non rispettando le leggi. La vogliamo dire questa cosa? Cioè, questi vogliono perdonare chi non rispetta le leggi, che poi quello che dice, esagerando, Ilaria Salis, quello che Sammy Varin vi sta dicendo da qualche mese, che Ilaria Salis dice delle cose assolutamente esagerate, scandalizzando anche gli esponenti di sinistra che dicono no, non siamo d'accordo, e come si fa? Sì, adesso perdoniamo quelli che occupano case, sì, adesso svuotiamo le carceri, non siamo d'accordo, però c'è il però, e poi ti inseriscono la loro ricetta che, guarda caso, è molto simile a quella che racconta Ilaria Salis, capisci? Quindi a mio parere è pericolosissima questa neo-europarlamentare della sinistra, perché lancia messaggi che poi vengono presi al volo dal PD. Prima la piazza, poi la battaglia parlamentare, quindi l'appello al Presidente della Repubblica e all'Unione Europea. Infine, se non dovesse bastare, ecco l'ennesimo referendum abrogativo. E qui naturalmente non vediamo l'ora di leggere l'articolo di Tommaso Montesano quest'oggi sul quotidiano Libero. Intanto, certo, disciplina a scuola? Sinistra in rivolta, e non va bene, ragazzi, perché poi loro ci mettono anche ordine e disciplina, e dice e poi manca soltanto l'olio di ricino sul banco. Varate le nuove norme, disciplina a scuola, sinistra in rivolta. Pietro Senaldi e la sua meditazione su queste novità, ma soprattutto ricordiamolo, su quello che la sinistra non vuole mettere regole. Dobbiamo dare
una carezza a queste persone che si macchiano di reati, dai più pesanti a quelli meno importanti, ma sono sempre dei reati. Dobbiamo dargli una carezza, un buffetto, perché sicuramente sono, ancora una volta, compagni che sbagliano. Il caso Ius Soli, la ricetta Dem sui migranti, suicidarci, scrive Daniele Capezzone. Qualcuno a sinistra sta letteralmente andando contromano in autostrada. Da quelle parti contestano le nuove norme sulla sicurezza, chiedono la cittadinanza facile, ridimensionano, anzi negano ogni rapporto tra immigrazione e commissione di reati, scontrandosi contro un muro di cifre, ma loro proseguono imperterriti a sbatterci la testa contro. Insomma, descrivono una realtà opposta a quella vissuta ogni giorno dagli italiani. Peggio, si fanno beffe di quel sentimento popolare derubricandolo a percezione. Ah, questo termine, percezione, è vero, è tutta una cosa mentale, come gay, lesbiche, transessuali e pansessuali, come se mi scappa la pipì e posso decidere che però in questo momento mi sento donna e voglio andare nel cesso delle donne e non mi potete dire niente voi donne, no, mi sento donna. Capisci? La percezione è anche quella dell'insicurezza, certo, lo ha detto Sala per anni, adesso nell'intervista di oggi parla del sesso degli angeli, nel senso lato naturalmente, però la sinistra ha sempre questo, percezione, certo, ti senti violentato, ma non è vero, e quello poi è stato un caso, ma poi ti hanno davvero violentato. Le telecamere, no, che c'è violazione della privacy, scusa. Vuoi filmare le zingarelle che rubano per poi magari mandare in gattabuia quelle incinte con la E finale, non è un avverbio, cavolo? No, diritti umani, te la prendi perché sono rom, sinti, camminanti e camminano anche bene, mamma mia che camminate che si fanno con la tua borsetta. Santa pazienza, torneremo sull'argomento certamente, ma insomma date anche una soddisfazione a Sammy Varin. Sto leggendo la prima pagina del quotidiano Libero e insomma a sinistra si scrive Saviano, Amadeus e ora Moretti. No, anche Nanni Moretti, i grandi fiaschi TV dei miti rossi. La prima del film del regista con il 2,3% di share. Ragazzi, cioè il fatto che Amadeus non abbia fatto successo in queste prime puntate della sua trasmissione ci ha lasciato sgomenti, capito? E perché si stanno arrampicando, sentite il rumore, cric, si stanno arrampicando sui vetri per spiegare questo insuccesso, ma tranquilli, adesso arriverà sicuramente qualche ben pensante al caviale ospite e tirerà sull'audience. Chiaro che anche Saviano, insomma, il fatto che non abbia cagato nessuno, Saviano, non c'è più religione, signori, non so più che cosa pensare. È il caso di acquistare il quotidiano Libero per saperne di più, ma io c'ho ancora qualche possibilità minimo, perché e perché tra poco ci tuffiamo all'interno dei quotidiani oggi in edicola e certamente non c'è che l'imbarazzo della scelta, perché le vostre richieste musicali siete malefici, puntate tutti quanti sul quotidiano Libero questa mattina e io parto dal Corriere. Ma guarda, io sono uno che non rispetta le regole, certo, ero in piazza a gridare più sesso, meno sasso, oh signore mio, mamma mia. E poi questa cosa del referendum sulla cittadinanza, ragazzi, mentre abbiamo un Matteo Salvini che stanno per arrestare perché ha fatto rispettare i confini italiani e noi siamo qui a lanciare questo messaggio potentissimo per chi ci ascolta dall'altra parte del mare dicendo ma venite, ma ci mancherebbe altro, vi facciamo diventare italiani senza fretta, bastano 5 anni naturalmente, e se diventano italiani i vostri figli, ma è chiaro che tutta la famiglia diventa italiana. Mamma mia. Partiamo dal Corriere
Perché? Perché c'è la polemica su Feltri. A proposito, lo avremo ospite questa mattina, se non erro, 9:30, 10 meno un quarto, arriva proprio la sua trasmissione settimanale, il Bamba della settimana, ma sono certo che non si parlerà di questa di questa stupidata, ecco. Guardate qua, il caso Feltri, i ciclisti mi piacciono se investiti, è polemica. Stiamo parlando di Feltri, ragazzi, che potrebbe essere uno Sgarbi, che potrebbe essere un altro che, insomma, quando sappiamo che tipo di radio, di un Cruciani, di radio, di televisione, eccetera, i ciclisti mi piacciono solo quando vengono investiti. E l'ultima provocazione è firmata Vittorio Feltri, direttore editoriale del Giornale e consigliere regionale lombardo per Fratelli d'Italia. Feltri è intervenuto ieri nel corso dell'evento La Grande Milano, dimensione Smart City, un'occasione anche per fare il punto sul tema della mobilità. Dall'inizio dell'anno sono stati 5 i ciclisti che sono morti lungo le strade della città. Contro le parole di Feltri è insorta l'opposizione. Spiace che una persona come lui, che ha anche un ruolo istituzionale, si lasci andare a ciniche provocazioni che in questo caso offendono la memoria di cittadini e cittadini che hanno perso la vita, commenta il capogruppo del PD al Pirellone Maiorino. Nonostante le polemiche, Feltri non si pente, nessuna retromarcia, non me ne frega assolutamente nulla di quello che ho detto e che dicono di me, risponde al telefono al Corriere. Uno potrà pensarla diversamente da me, ma siamo in Italia, si potrà essere liberi di dire quello che si vuole? E torna sulle ciclabili. Non si può bloccare Milano per favorire chi va in bicicletta, e questo è sicuramente il senso della sua polemica, ma lo sentiremo questa mattina alle 9:40 su questo canale cosa racconterà, ma sono quasi sicuro che ci butterà una battuta delle sue. Sala, la russa accusa San Siro, cattivo maestro, eviti di speculare. A pagina 13 del quotidiano Il Corriere, il sindaco di Milano, so che ha parlato con le due squadre, ma non ha ottenuto nulla. E quindi si parla ancora una volta stadio sì, stadio no, la decisione della UEFA. Martedì, con un comunicato, la UEFA ha tolto a San Siro l'assegnazione per l'edizione 26-27 della finale della Champions League, perché il comune non può garantire che lo stadio non sarà oggetto di lavori nel 2027. La revoca della UEFA ha scatenato le polemiche politiche contro il comune. Tra i più accesi critici il presidente del Senato La Russa, che ha parlato di disfatta di Milano e ha accusato il sindaco. Sala ha replicato le critiche spiegando che la responsabilità è delle incertezze di Milan e Inter sul futuro dello stadio, e ha accusato La Russa di fare giochetti che non gli rendono onore, vista la carica che ricopre. Sono esclusi in modo categorico ripensamenti su Milano. L'UEFA ha deciso di riaprire la procedura di gara per designare una sede idonea per la finale di Champions, con una scelta prevista per maggio-giugno 2025. Te capì? E allora certamente Sala dice cattivo maestro, eviti di speculare alla Russa. E subito sotto c'è La Russa che dice io non l'ho mai nominato, e lui tira la palla fuori campo. Il comune doveva dire subito il Meazza non va abbattuto. Il presidente del Senato dice potevamo già avere uno stadio lì vicino. La colpa di Sala è di aver accettato di fare il sindaco con questa maggioranza con dentro ambientalisti e similari. È sempre la solita storia, veramente ce ne siamo accorti anche su cose molto più gravi e drammatiche, le inondazioni. Il PD è ostaggio degli ambientalisti. I soldi ci sono, ma poi i lavori non vengono fatti, o vengono fatti con una lentezza pazzesca, perché si litiga. Il comune, senza decidere, il comune di Milano, ha trascinato tutto all'inverosimile, con il risultato che si è tornati al 2019. Oggi sul quotidiano Il Corriere l'intervista con il presidente del Senato La Russa, che sono cose poi certamente che possono interessare e non interessare a me, lo sapete, negli stadi. Potrebbero assolutamente coltivarci pomodori, che mi piacciono moltissimo.
quelli sardi soprattutto, ma quelli sardi si coltivano in Sardegna e facciamo i pomodori di Milano. Giorgetti a pagina 15 del quotidiano Il Corriere, dalle imprese sane un contributo per l'economia. Come stai? Se sei sano, fuori soldi, ma esclude prelievi sugli utili. L'ABI, misura temporanea, PIL, l'Ocse alza le stime. Non sarà quindi una tassa sugli extra profitti. Noi chiediamo un contributo a carico di chi ha maggiormente beneficiato di condizioni particolarmente favorevoli, cercando insieme la strada per raggiungere gli obiettivi. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti esclude prelievi fiscali sugli utili, ma chiede alle imprese di offrire un sostegno all'economia. Auspico un accordo e condivisione per un contributo di tutti quelli che lo possono permettere, ha spiegato ieri a Palazzo Chigi, incontrando prima i sindacati, poi le associazioni imprenditoriali, per illustrare il piano strutturale di bilancio e le linee della prossima manovra. Il piano prevede un tasso di crescita massima della spesa dell'1,5% l'anno per 7 anni e la riduzione del deficit di 0,5 punti di PIL nel 25 e nel 26, quando il disavanzo tornerà sotto il 3%, portando l'Italia fuori dalla procedura di infrazione e alleggerendo gli impegni per il futuro. Per il 2025 la prima inderogabile decisione è la conferma del taglio dei contributi per i redditi dei lavoratori dipendenti fino a 35.000 euro e gli sgravi IRPEF fino a 28.000 euro, 2 misure che oggi sono finanziate anche per anno, ma che Giorgetti intende rendere strutturali, quindi con coperture stabili. La linea è quella della prudenza, anche se ieri l'Ocse ha rivisto a rialzo le stime sul PIL. Ai sindacati Giorgetti ha garantito l'intenzione di finanziare la nuova tornata contrattuale per i dipendenti pubblici con l'impegno a recuperare i valori dell'inflazione, circa il 2% annuo. Ha confermato le misure del 2024 sulle pensioni, la rivalutazione degli assegni e gli impegni sulla sanità, che non sarà soggetta al tetto generale di crescita della spesa, anche se questo, ha spiegato, significa che altre spese dovranno essere ridotte. Proprio dei tagli, compresa la revisione delle detrazioni fiscali, verrà una parte delle risorse che servono per il bilancio 2025, circa 20 miliardi di oltre i 13 per la riduzione del deficit. E qui naturalmente trovate poi tutto il resto dell'intervista, dell'articolo su Giorgetti. Una notizia dalla Francia, certo, perché la Francia è scossa in queste ore da un fatto di cronaca che ha grandi ripercussioni politiche, e cose che capitano purtroppo sempre più spesso anche da noi, e c'è un motivo per cui il DL Sicurezza contiene delle leggi che restringono un attimo la possibilità di fare queste cose. Una studentessa di 19 anni è stata uccisa venerdì scorso a Parigi da un 23enne marocchino in situazione irregolare, già condannato per stupro, che non avrebbe dovuto trovarsi in Francia perché colpito da provvedimento di espulsione. In poche parole, doveva essere da noi. Il 3 settembre scorso, giudice del centro di detenzione amministrativa di Metz valuta che Taha, uscito in anticipo dal carcere dopo la condanna a 7 anni nel 19, non ha alloggio né alcun inserimento sociale o professionale né reddito, quindi potrebbe reiterare il crimine. La minaccia all'ordine pubblico non può essere esclusa, ma siccome le autorità marocchine non inviano il lasciapassare per espellerlo, il giudice libera Taha. Il 4 settembre il lasciapassare finalmente arriva dal Marocco, ma l'uomo ha già fatto perdere le sue tracce. Si hanno di nuovo notizie di lui purtroppo 2 settimane, il 20 settembre dopo, 2 settimane dopo, a Parigi, quando una studentessa di 19 anni, Philippe Lenoir de Carlan, viene vista per l'ultima volta intorno alle 14 di venerdì alla mensa universitaria di Paris-Dauphine, una delle facoltà di economia migliori di Francia ed Europa, nell'ovest della capitale, a pochi metri dal Bois de Boulogne, il più grande parco parigino. Quella sera Filippa è attesa dai genitori a casa per il fine settimana a Montigny-le-Bretonneux, a un'ora di treno da Parigi. Intorno alle 20 i genitori provano a chiamarla, ma non risponde al telefono.
Alle 23 i genitori vanno al commissariato di Liancourt, poche ore dopo la sorella si rivolge anche alla polizia di Parigi. Alle prime ore del mattino l'avviso di sparizione viene affisso nel quartiere intorno all'università. Capelli castani, occhi blu, alto 1,60 m, Philippine compirà 20 anni il 10 ottobre. I familiari localizzano il telefono e una cinquantina di amici aiutano la polizia nelle ricerche tra le facoltà e il parco. Il pomeriggio di sabato una persona impegnata nelle ricerche vede in Avenue Chantemesse, proprio all'ingresso del Bois de Boulogne, un cadavere semisepolto con un braccio che spunta dal terreno. I medici legali parleranno di sevizie e morte per asfissia. Tramite l'analisi del DNA delle videocamere di sorveglianza, la polizia risale a Ta, che la stessa ora usa il bancomat di Filippine in una banca di Montreuil alle porte di Parigi. Poi sfugge verso sud-est, la polizia sta per catturarlo a Annecy in Savoia. Lui riesce ancora a scappare, ma viene arrestato infine alla stazione di Ginevra. Proprio in questi giorni a Parigi viene processata Debbie B, 26enne algerina, anche lei sottoposta inutilmente a espulsione, che nell'ottobre 2022 aveva attirato la dodicenne Lola all'uscita da scuola e l'aveva seviziata e uccisa. Il nuovo ministro dell'interno e uomo forte del governo Bruno Retailleau, che a poche ore dalla nomina si era già scontrato con il collega della giustizia lamentando il lassismo contro i delinquenti clandestini, promette di cambiare l'arsenale giuridico per proteggere i francesi. Ed è quello che lentamente, perché bisogna andare lenti, stiamo facendo anche qua in Italia. Così il Corriere, dal corrispondente Stefano Montefiori, dedica la pagina numero 17 all'omicidio di Filippine, la Francia sotto shock, polemiche sui migranti. Ancora notizie, ancora quotidiani oggi in edicola, ma attenzione, sono le 8:28, tra poco ci fermiamo, anche perché, signori miei, poi Sammy Varin comincia a leggere i vostri messaggi, i vostri WhatsApp, le vostre meditazioni arrivate al 340 6709 659. Avete la possibilità di commentare le notizie e quelle che più vi hanno fatto arrabbiare, ma il bello deve ancora venire, perché effettivamente tra poco mi tuffo sul giornale. Eccolo qua, Sala, a pagina, che pagina è questa? 7 del quotidiano Il Giornale, scenari politici, l'evento del giornale. Chiara Campo racconta come Sala si confessa: voglio fare il centro dalla parte sinistra e su Milano dico ... Il sindaco intervistato da Sallusti rivela i suoi piani sulla città, attenzione, i piani sulla città di Milano e sulla politica nazionale. Il centrodestra vince perché ha Forza Italia. Scusate, no, non riesco a proseguire. Vai pure in pubblicità, ci sentiamo dopo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. L'ennesima perturbazione atlantica di questo burrascoso mese di settembre interessa oggi le regioni settentrionali. Temperature in aumento al sud. In mattinata piogge via via più diffuse al nord, specie sui settori occidentali, ma con tendenza allo spostamento verso il settore orientale. Sole prevalente al centro-sud, salvo più nubi sui settori tirrenici. Nel pomeriggio ancora precipitazioni su quasi tutto il nord. Andrà meglio altrove con ampio soleggiamento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno.
Buono è il cattivo. Mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 12 alle 13. Che giorno è? Con Pierluigi Pellegrin. Ed è tutto magna magna con Sammy Varin. Brutto non ascoltarli. Solo roba buona, con Sammy Varin ogni mezz'ora una pausa con un artista indipendente assolutamente sconosciuto a livello nazionale. Lo facciamo in rassegna stampa, lo facciamo anche nella mia tradizionale trasmissione dalle 13 alle 15, Potere al Popolo. Questa è Giuseppina Torre, dall'album The Choice, questa era Another Life, supervisione artistica di Roberto Cacciapaglia, produttore e arrangiatore di Battiato. È il terzo album della compositrice siciliana Giuseppina Torre, che ci trasporta attraverso le sfumature della libertà e della capacità
di scelta. Con il buongiorno rinnovato, Sammy Varini in rassegna stampa, apriremo più tardi le vostre chiamate allo 0292947222, ma sono un po' indietro con le pagine dei quotidiani oggi in edicola e quindi tra poco ricominciamo a leggerne alcune. Intanto qualche WhatsApp, mi avete inondato e vi ringrazio. Questo è divertentissimo, glielo passiamo poi a Sallusti e a Feltri che arriveranno alle 9:30. Buongiorno, sono un vostro ascoltatore, vi ringrazio per tutto quello che fate. Sono anche un ciclista in questo periodo gravemente infortunato a causa di un incidente sulla strada e volevo suggerire al direttore Giovanni Sallusti, che apprezzo molto, di dare lui questa settimana il premio Bamba a Feltri, che dovrebbe vergognarsi per quello che ha detto sui ciclisti. Chiaramente ci dispiace per l'infortunio, ma conoscendo Feltri sappiamo bene che ha detto questa battuta per dire qualcosa d'altro, che si sta esagerando a Milano con tutte queste piste ciclabili e non si riesce più a circolare, però è una battuta assolutamente che apprezziamo. Ciao Sammy, la finestra di Overton sta dando i suoi effetti. I trogloditi americani con gli zerbinati europei stanno preparando le pecore occidentali alla guerra, invece dovrebbero tacitare il nazista ucraino Zelensky e procedere a ciò che doveva essere fatto nel 2014, scrive Luca. Ancora WhatsApp al 34067090659. Ciao caro Sammy, che bello svegliarsi con la tua bella rassegna stampa. E adesso la clac di Marco da Grate. Grazie. Quindi ci sono 500.000 firmatari che vogliono diventare cittadini italiani alla maniera di Gali? Siamo alla follia. Si scherza, ma neanche troppo. Buongiorno. Quando è sparita per un'ora la Meloni, grande, era andata a fare la conta dei presenti in sala per consegnarla a Floris e Formigli. Salvatore dalla Germania, cosa non ti inventi? Cosa vuoi scrivere, Sammy? Visto che è così facile firmare, stiamo parlando dei referendum online, e presto lo sarà anche per votare, e che il popolo è sovrano, perché non sottoponiamo al suo giudizio se gradiscono queste guerre oppure no, questo traffico di migranti, questa voglia di parlare di sesso all'asilo, macchine elettriche, politiche green e così via. Tutto vero, caro Mario, è un mondo un pochino al contrario, dici? C'ha i suoi risvolti positivi, giuro che li cerco. Buongiorno Sammy, che senso ha alzarsi la mattina se non c'è Repubblica? Aiutaci tu, è vero. Io ero molto indeciso quest'oggi se andare in onda senza il quotidiano Repubblica. Sono in sciopero fino alla mezzanotte di oggi. Che cazzo diciamo fino alla mezzanotte di oggi senza Repubblica? La notizia che più mi ha colpito è il gender nelle scuole. Ai bambini va lasciato la possibilità di crescere nella loro ingenuità. Nel tempo ognuno potrà capire cosa la vita ha deciso per lui, lei. Però a me piacerebbe vedere ogni giorno sulla prima pagina il caso Open Arms, caso Salvini, perché è un caso unico in Europa, dove si vuole condannare un ministro che ha fatto il proprio lavoro. Così cara Clara, e ti faccio vedere la locandina, guardala qua, chi mi guarda in televisione, canale 252 sui social, certamente sono d'accordo, anche io sono colpevole di avere difeso l'Italia ed è un motivo certamente perché voi vi avviciniate anche in questo weekend ai tanti gazebo della Lega che ci saranno in tutta Italia per firmare, non tanto per difendere Matteo Salvini quanto per difendere la nostra idea, da sempre, l'idea di difendere i confini, difendere le leggi che ci sono e non perdonare. Basta perdonare, soprattutto coloro che arrivano da lontano e vengono qua fottendosene altamente delle nostre leggi, perché loro hanno la Sharia. Sì, sto per ritornare a leggere, certo, ma qui c'è Luigi che mi scrive: caro Sammy, a Venezia la gente non ne può più dei borseggiatori. In piazza San Marco un turista sudamericano ha steso un borseggiatore fratturandogli il naso. Dobbiamo imparare dai sudamericani? Direi di no, però insomma effettivamente girano le scatole. Chi vota a sinistra si rende conto a quali personaggi danno loro
consenso, certamente chi si somiglia si piglia. Siamo veramente alla deriva di questa società che ormai non ha più principi sani, senza cervello. Vedremo dove ci porteranno. Comunque io aspetto che un giorno potrò finalmente apprendere la notizia che anche loro signori saranno coinvolti in azioni violente dei loro protetti. Ma no, ci mancherebbe, non auguriamo violenza a nessuno. Buongiorno, il punto secondo me non è nell'essere persone attenti all'ambiente, come normalmente deve essere, non soltanto perché è la moda del momento, ma non essere dei talebani dell'ambiente, come sono i radical chic che si autodefiniscono progressisti, invece hanno il letame nel cervello, che è anche una cosa che fa bene, un po' di letame. Dato che il PD ormai interessano solo le percezioni, dato che Bonaccini, muto come un pesce, si è occultato in Europa per troncare e sopire sulla sua gestione, suggerisco come prossimo segretario il mago Telma, tanto ormai il livello è quello. Percezioni, che partito fallimentare. Un commento su tuo invito lo faccio anche io in merito alla 19enne francese. Hai detto che anche noi in Italia stiamo facendo qualche cosa. È impossibile fare qualunque cosa seria in Italia se non si mette mano efficacemente alla Costituzione. Senza un'efficace prevenzione non cambia nulla. I PM devono essere organo di polizia, uno per ogni pattuglia o sede di polizia, detenzione preventiva per indagini di almeno 15 giorni, espulsione effettiva senza foglio di via a piede libero. 5 minuti, 10 minuti e poi apro. Lo so che vi scappa la telefonata, ma trattenetevi perché devo leggere ancora delle cose importanti e non posso sopravvivere se non vi leggo qualche riga dell'intervista a Sala. E certo, sul quotidiano Il Giornale, signori, Chiara Campo dice: senza il centro non si vince, matematica, l'aveva capito anche Silvio Berlusconi. E sta roba di citare Berlusconi a me fa venire l'itterizia, sto male ogni volta. È morto, ma è morto, siamo sicuri? Sì, è morto. Eppure Forza Italia prende più voti con Berlusconi morto di quando era vivo. Nel mondo dei social si sentono solo quelli che urlano, ma il paese è profondo e moderato. Il centrodestra vince perché a Forza Italia, sì. Siamo sicuri che quella gente non voterebbe a sinistra? Io non lo so, e la sinistra sbaglia se rinuncia a fare una proposta. È il sindaco di Milano, Beppe Sala, intervistato dal direttore Alessandro Sallusti all'evento La Grande Milano, dimensione Smart City promosso dal Giornale, mostra di volersi fare spazio in quella parte del campo disorientata dopo l'implosione del terzo polo Renzi Calenda. Il suo mandato scade tra la seconda metà 26 e metà 27. Giorni fa ha lanciato il sasso in base alle norme vigenti, il terzo mandato escluso, ma se ci fosse la possibilità ci penserei. Siamo d'accordo. Sul palco ribadisce che oggi tecnicamente non è possibile e in pochi scommettono sulla reale voglia di un tris. Penso ci sia ancora molto da fare. Se posso permettermi una provocazione, magari anche tanta parte del centrodestra potrebbe essere contento, visto che ritiene che il mio consenso sia sceso. Sarebbe una sfida interessante per capire se è così o no. Sala sembra più interessato a mire nazionali che scoprire se vincerebbe per la terza volta il derby sotto la Madonnina. Si continua a evocare una stagione dell'Ulivo, ma è stata un unicum, è emersa una personalità come Prodi. In compenso, tornando a un modello Forza Italia per la sinistra, chiuso il mandato da sindaco vorrebbe continuare a fare politica, portando un contributo alla mia parte politica, sapendo che le mie caratteristiche sono tali da interpretare un pensiero riformista, progressista, che tende a parlare con tutti e magari a colmare un po' di vuoto a sinistra nel dialogo con il nord delle imprese. Oh signore, oh santa polenta, aiutami tu. Lo sviluppo urbanistico della città è bloccato dalle inchieste della procura su una decina di progetti e il comune attende il decreto Salva Milano. Purtroppo sta ancora vagando, commenta Sala. Chiaro, è la colpa del governo. Fino ad oggi non sono mai emersi interessi personali. Le accuse riguardano la diversa interpretazione della legge statale che risale al 42, modificata nell'80 e regionale. Abbiamo dato autorizzazioni in maniera più rapida attraverso la SCIA invece di passare in giunta o in consiglio
Consiglio, secondo la procura, è sbagliato. Noi lo abbiamo fatto consapevolmente e mi dispiace e mi addolora avere 20 dirigenti e funzionari indagati per aver seguito il volere politico. Non c'entrano niente. Barabli, barabla, parla. Oh, poi parla dello stadio, ve l'ho già detto prima, e vabbè, e non parla assolutamente di sicurezza. Sono solo percezioni, ok? E stiamo lì a pensare alla situazione sicurezza, ma ti sembra? Andiamo avanti, certo, sto per aprire le linee, ma prima siamo sul quotidiano Il Tempo. L'Islam in Italia, l'imam dell'odio, Allah arma Hamas, che io avevo letto Allah ama Hamas, che magari è pure vero, e attacca i leghisti. Parla una guida religiosa, li denuncio perché mi diffamano. Oh, chi vuole questo? La Cisint, lo sapete, europarlamentare della Lega e sindaca di Monfalcone, va espulso, alimenta il clima di violenza. Ma chi l'è che schì? Un attacco senza precedenti, parole tutt'altro che pacifiche messe nero su bianco da un esponente religioso a un partito, colpevole dal suo punto di vista di non creare le condizioni necessarie per l'integrazione o la sottomissione all'Islam più estremista. 2 giorni fa l'imam di Bologna, Zulfir Khan, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Il Manifesto. Matteo Salvini da anni fonda la sua propaganda incitando all'odio xenofobo e interreligioso. Anche Anna Cisint studia misure contro l'integrazione multiculturale dei cittadini stranieri, persone oneste che pagano le tasse e contribuiscono al benessere del territorio. Poi attacca la Lega, che vuole espellerlo solo perché sono dalla parte degli uccisi innocenti, e annuncia una denuncia perché mi diffamano da mesi. L'eurodeputato del Carroccio, la Cisint, contattata telefonicamente dal nostro quotidiano, ha risposto per le rime al predicatore islamico. Ancora una volta l'imam di Bologna alza i toni di una predicazione intollerabile, con la quale palesemente alimenta il clima di violenza e di odio verso chi difende i valori occidentali. A essere presi di mira sono adesso gli esponenti della Lega, che sono in prima fila per la legalità e lo Stato di Israele, unica democrazia in Medio Oriente, che sta difendendo la propria sopravvivenza dal terrorismo di Hamas e Hezbollah, chiamati dall'imam alle armi contro il popolo israeliano. Ma qua mi fermo, ragazzi. Se volete, sul quotidiano Il Tempo si parla di questo Islam in Italia, che a quanto pare è un po' poco italiano, decisamente. Intanto, sempre sul quotidiano Il Tempo ci ricorda che Figliuolo avvia i controlli sui lavori in Emilia-Romagna. Notiziona, post-alluvione, basta con i soldi non spesi, arriva Figliuolo, e noi siamo certi che qualche cosa uscirà dal buco, un ragnetto uscirà dal buco? Punto di domanda. Avanti. Sì, sono sul quotidiano La Stampa, che quest'oggi all'interno della Stampa non c'è Repubblica, e cosa devo fare? Non c'è Repubblica, signori. Eccola qua, la manifestazione dei sindacati. Certo, si è gridato di tutto, guarda che bei cartelli, e quello famoso più sesso meno Sasso non l'hanno inquadrato, qua mi piaceva troppo, io vorrei Rossano Sasso in trasmissione tutti i giorni. Arrivano 20 nuovi reati e adesso nei tribunali si rischia una paralisi. A pagina 19 del quotidiano La Stampa sono disperati nei tribunali, ragazzi. Come faremo con tutti questi nuovi reati? Gli effetti del DDL sicurezza, E Maggi, chiaramente, che sta festeggiando in questi giorni, oggi sarà su tutte le televisioni perché è un successone, il suo referendum. Non si è manco alzato dal divano, tutto online, hanno fatto 500.000 firme, è facile, sono capace anch'io. Arrivano 20 nuovi reati, adesso nei tribunali si rischia una paralisi, ragazzi, e ci sono delle leggi nuove di nuovi reati, l'introduzione del reato di occupazione abusiva di case. Quanti saranno adesso tutti in tribunale ad aspettare di essere giudicati perché hanno occupato le case? Carcere fino a 1 mese per chi blocca strade o ferrovie, rinvio pena donne in gravidanza o con figli sotto l'anno
passa da obbligatorio a facoltativo, capite? Cioè, quindi il giudice può decidere se mettere in carcere, e non vanno in carcere, le donne incinte, ok? Aggravante se reati commessi nei pressi delle stazioni delle metropolitane, cose gravissime, cioè uno non può neanche rubare in pace in metropolitana, e che cacchio. La stretta sulla cannabis light, basta drogati in giro, volete drogarvi? State bene a casa, belli tranquilli, non rompete le palle al prossimo che siete pericolosi. Ok a bodycam per forze di polizia impegnate in mantenimento ordine pubblico, extracomunitari dovranno mostrare il permesso di soggiorno per comprare una SIM, via libera ad aprire tavolo per castrazione chimica per stupratori e pedofili, ragazzi. E i tribunali adesso sono disperati perché arrivano questi nuovi 20 reati e nei tribunali si rischia una paralisi, mentre adesso andava così tutto velocemente senza problemi. La Verità, propaganda LGBT sulla pelle dei bimbi, ma il rettore attacca chi si oppone. Certo, e certo, siete omofobi, vergognosi. Fiorucci, responsabile dell'Ateneo Romano, liquida le critiche all'evento per i minori, caccia alle streghe. L'università sarà pioniera della discussione sulla diversità, ovvero un megafono dei dogmi arcobaleno. Il docente si prefigge di colmare le lacune nella comprensione dei ragazzi fluidi, eppure sul banco degli imputati finisce chi invita ad andare coi piedi di piombo. E insomma, Massimiliano Fiorucci, che è anche direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione, ha sentito il dovere di dire la sua, accusandoci di caccia alle streghe, accusandoci quelli del quotidiano La Verità, ma è un po' tutti noi che abbiamo alzato il sopracciglio su quanto si decide di fare per convincere i nostri bambini che non è importante avere il pisellino o la farfallina, l'importante è come ti senti tu, capisci? Ai bambini di pochi anni. Siccome né l'illustre pedagogo che presiede il Senato accademico né la ricercatrice a cui è venuta la bella idea di istituire questo laboratorio per bambini trans, laboratorio per bambini sto campionando? Mi pare di sì, sono prede ambite e dunque non si vede il motivo di cacciarle. È opportuno chiarire che nel caso in questione non ci sono streghe, ma solo un'istituzione scolastica che si mette a fare propaganda gender come una qualsiasi associazione LGBT, un'istituzione scolastica, approfittando anche che dell'Ateneo, come immaginiamo, ci sono qua dentro contributi frinfron pubblici. Del resto sono le stesse dichiarazioni del professor Fiorucci a confermare i sospetti che avevamo manifestato ieri sul quotidiano La Verità a proposito dell'opportunità che nelle aule universitarie si tenesse un delicato e pericoloso esperimento sulla sessualità di quelli che non si ha nemmeno il coraggio di chiamare bambini o bambine, ma solo babbin asterisco con la joie, trans, gender, creative. Il rettore di Roma 3, oltre a lamentarsi per la diffusione della notizia di un laboratorio che studia i comportamenti di minori di anni compresi tra i 5 e i 14 anni, ha spiegato con un comunicato che la sua università non intende fare ricerche dal punto di vista clinico o medico per valutare la salute mentale di bambini e ragazzi con problemi di disforia di genere, bensì mira a indagare il contesto sociale in cui i baby trans si muovono, cogliendo l'opportunità di raccogliere le voci, le prospettive dei minori. Il termine laboratorio mi sembra dunque il più adatto a definire il progetto, perché in quella sede si raccoglieranno testimonianze di bambini, alcuni di 5 anni, che verranno studiati come cavie per testarne i comportamenti. Fiorucci giustifica il tutto con il bisogno di ampliare la conoscenza rispetto al vissuto delle giovani persone con identità non normativa, indagando in particolare i significati da loro attribuiti all'esperienza di rottura in termini di genere e i fattori sociali che dal punto di vista delle persone direttamente coinvolte possono mitigare o aumentare le esperienze di discriminazione e di mancato riconoscimento. Che cacchio sta dicendo questo? Non riesco a proseguire, scusate, ma acquistate il quotidiano La Verità quest'oggi e cercate di capire qualcosa di più. Scusa? La guru di Roma 3
dichiara, il genere va a giorni. Cioè dipende dai giorni, un giorno ti senti uomo, un giorno ti senti donna, Mariotto, a capo del laboratorio, esaltava la Tavistock e i farmaci antipubertà, la regione progetto fuorviante. Ragazzi, capite che c'è più di un motivo per acquistare quest'oggi il quotidiano La Verità, perché di queste cose altri quotidiani proprio non parlano, non si può dire perché se lo dice La Verità e allora a questo punto, dai, fammi andare sul Libero, che bella foto, figlie e figli d'Italia, compagni contro mano in autostrada, la cittadinanza non si può regalare, la ricetta Dem a pagina 3 di Libero è suicidarci. Solo numeri limitati possono garantire una vera integrazione. Una promessa smisurata di permessi alimenterà tensioni e non corrisponde nemmeno al sentire di chi arriva. E la foto dei sostenitori del referendum per la cittadinanza, che sono arrivati come niente fosse a 500.000 firme, tutte online, non hanno preso freddo, non hanno preso caldo, tutto via internet. Ma quanti referendum dovremo votare nei prossimi mesi e chi mai li voterà? Questione di misura, le nostre imprese hanno bisogno di manodopera, ma anche i flussi legali non possono essere debordanti o sanità, welfare, sicurezza e scuole imploderanno. Ricordiamolo, ragazzi miei, che quando un immigrato arriva nel nostro paese, ottiene il permesso di soggiorno, è povero e diventa sorvegliato speciale del vostro comune, che dedica tutto il vostro welfare a lui, alla sua famiglia e ai suoi figli, compresi anche di papà e mamma, che possono tranquillamente arrivare in Italia. Per cui ci occupiamo con tutti i nostri soldi del povero immigrato che è arrivato nel nostro paese. Tu dici sei cattivo, Sammy Varin? No, era un esempio. Cori al corteo PD, Giorgia in Siberia, l'opposizione in piazza contro il pacchetto sicurezza evoca la svolta autoritaria e fascista. Ci facciamo una bella pasta asciutta antifascista, inizia a avere fame e pressa già Mattarella. Oh signor, tirano in ballo Mattarella, no dai. Ellis Lane, segretaria PD, siamo in piazza contro norme liberticide, di repressione. Fa sentire il tintinnare delle manette. Ah, lo so che vi piace, Lo so che vi piace, tra poco vi piacerà ancora di più perché stiamo per aprire le linee, ancora 2 minuti e lo 0292947222 sarà tutto vostro per commentare le notizie del giorno, anche questa. Approvato a Bruxelles il cambio di status, animalisti furiosi. Nell'Unione Europea il lupo sarà meno protetto. Gli Stati membri dell'Unione Europea hanno approvato ieri a Bruxelles la proposta che prevede in sostanza di abbassare il grado di protezione del lupo, il quale passa da specie strettamente protetta a protetta, come proposto dalla Commissione stessa alla fine 2023. Un provvedimento che permetterà di deliberare con meno vincoli eventuali abbattimenti degli esemplari ritenuti in eccesso in zone dove questi provocassero danni eccessivi agli esseri umani o agli allevamenti. La proposta caldeggiata per l'appunto dagli allevatori è stata naturalmente avversata dagli animalisti. 5 giorni fa una vasta coalizione di associazioni, circa 300, aveva chiesto al contrario di rafforzare la protezione del grande carnivoro in Europa e di non minarla. Il WWF in particolare aveva chiesto agli Stati membri di promuovere la coesistenza, rafforzando le misure preventive come l'uso di recinzioni e cani da pastore e rendendole più accessibili agli agricoltori. Garantire che la caccia illegale al lupo venga sradicata, fornendo un'educazione scientifica sui benefici ecologici e socio-economici dei lupi. Allora, amiamo i lupi, ma ragazzi, insieme ad altri ungulati stanno provocando danni enormi. Bisogna far qualcosa oppure no? Ve lo chiederò tra pochi minuti. Preparate lo 0292947222. Aspetto le vostre telefonate.
Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Si chiama Joe Pacello, DJ e produttore, fonde sapientemente jazz out, deep, broken beat, new jazz, con questo grow swing di pianoforte, ci fa ballare come non mai con i giornali in mano. Bravo Joe Pacello, Jazz Boulevard si fa chiamare, e Jazz Soda è questo pezzo indipendente che abbiamo voluto lanciarvi, lo sapete, Sammy Varin, solo artisti sconosciuti a livello nazionale ma piccoli tesori che vanno scoperti e inoltrati ad amici e parenti che amano il genere. Buon mattino, 9 minuti, 4, 9, 4, che ore sono? Le 9 e 4 minuti. C'è Sammy Varin in diretta nazionale su Radio Libertà. Oggi sono io che mi occupo di rassegna stampa e vi chiamo a raccolta perché in questo momento apriamo le linee allo 0292947222 o tramite WhatsApp al 340-6709659 per commentare insieme a voi le notizie del giorno. Mi scrive Roberto Calderoli a proposito dei referendum. Nessuna paura di
democrazia diretta, ma non aggiriamo la Costituzione. Interessante. Oggi i promotori festeggiano il numero di firme per il referendum sulla cittadinanza, raccolte con grande rapidità grazie alla piattaforma digitale, così come è già accaduto anche per il referendum per l'autonomia differenziata, quello che vuole cancellarla. Giusto per essere chiari, io non ho paura dei referendum perché a mio giudizio sono inammissibili e perché il compito di decidere spetta poi alla Cassazione e alla Corte Costituzionale. Invito però a una riflessione. Nel caso si dovesse arrivare al referendum, si corre il rischio serio di spaccare il paese, parliamo di quello dell'autonomia, prospettiva che, ribadisco, io non mi auguro. Rispetto ai festeggiamenti per le firme, inutile sottolineare quanto sicuramente la tecnologia aiuta la democrazia, ma in questo caso si rischia di aggirare il senso delle 500.000 firme necessarie alla proposta referendaria. Io non sono contrario alla raccolta digitale, ma penso che la Costituzione debba essere adeguata ai tempi attuali. Nel 48 era impensabile una tecnologia così accessibile e dunque il numero di 500.000 firme poteva ritenersi congruo. Al giorno d'oggi, soprattutto se c'è Gali che invita a votare, la situazione è ben, l'ho detto io, la situazione è ben diversa e credo occorra riflettere seriamente su questo. Il Costituente scelse questo limite di serietà per assicurare che arrivassero al voto popolare solo le proposte ben appoggiate dagli elettori, raccogliendo le firme nei comuni, sui banchetti, dai notai. Ora invece si può firmare dal divano di casa o dalla spiaggia. Utile ma troppo facile, come purtroppo ha stabilito un decreto legislativo del governo giallorosso. E dico purtroppo perché rendendo troppo facile raccogliere le firme si rischia di eludere proprio la Costituzione. Parola a voi, 0292947222, entrate in diretta senza filtro né censure. Pronto? Sono Gianni da Genova, ciao Sammy. Prego. A proposito del capitano, io ho già firmato tempo che fa, era il minimo che si poteva fare, quello di dargli un sostegno. E poi volevo dire questo. Quando mercoledì Carlo Cambi ha fatto quella bellissima trasmissione, perché abbiamo due Gandalf nella nostra radio, Gandalf il bianco, c'è Carlo Cambi e il professor Fabrizio Pezzani, che sono veramente persone specchiate, eccetera. È quello che mi ha preoccupato, ma lo intuivo già nel tempo di questi giornali, eccetera, quando ho parlato dei quotidiani di destra, tra virgolette, che poi la destra, qui ormai destra-sinistra, Giorgio Gaber l'aveva cantata proprio bene, cos'è la destra e cos'è la sinistra, tutto un purpurri, ecco, che c'è delle infiltrazioni di personaggi nei quotidiani, eccetera, eccetera. Quindi vedi che nel nostro cosiddetto Occidente, e io per Occidente intendo non quello nordamericano, ma qua in Europa e in Italia, avendo abiurato alle radici giudaico-cristiane, avendo abiurato a quello che fu il concetto di democrazia greca, dei grandi filosofi della Grecia, e naturalmente del diritto romano in seguito. Quindi noi ci stiamo togliendo tutte delle prerogative, e naturalmente quello che fecero nel 400, dopo la caduta di Roma, nel 476 d.C., con le invasioni barbariche, quello che fecero i monaci benedettini e cistercensi e le varie comunità, che crearono dei presupposti per la nostra cultura. Dove è finita la nostra cultura? Non abbiamo mai cominciata, solo il fatto che non abbiamo messo le radici cristiane nella Costituzione europea, dovevamo cominciare a pensare male. Buongiorno, sono Mauro di Vittorio Veneto, guardia venatoria volontaria. Finalmente una buona notizia per il contenimento del lupo. Servono monitoraggio e piani di abbattimento, come si fa con gli ungulati, e soprattutto un risarcimento danni per gli allevatori. Dietro al lupo infatti ci sono dirigenti del progetto, stipendiati con oltre 230
30.000 euro l'anno e di fatto la gestione acrifaunistico-venatoria non hanno competenze. Oggi il mondo ambientalista è costituito da incompetenti e da politici che cercano voti alimentando campagne ambientalistiche cieche, demagogiche, senza corrispettivi logici sulla realtà, denigrando la categoria dei cacciatori con molte bugie negative. Caro Mauro, come al solito la verità sta nel mezzo, fatto sta insomma che chi ha una casa non lontano da una foresta si sta accorgendo che da quella foresta escono ormai animali di ogni sorta e diventano pericolosi. Punto. 0292947222. Pronto? Pronto? Quella? Ciao Sammy, ciao, buongiorno. Buongiorno. Sempre frizzante, sempre di buon umore e frizzante la mattina, beato te. Ci proviamo, caro. Senti, io Rieti non è New York, ma io non ho visto, almeno che non lo abbiano messo mentre io non ero in giro, c'è qualche banchetto per andare a firmare qui a Rieti? Visto che la Lega a Rieti è forte, le ultime elezioni ha avuto il 12% qui, a livello nazionale ha avuto il 9%, quindi 3 punti sopra la media. Se c'è qualche banchetto, se magari potete chiedere cosa da queste parti a Rieti per firmare per... Grazie caro, faccio l'appello figlio d'Apollo, se ci segue qualcuno da Rieti, ma fai un giro su legaonline.it, lì c'è proprio la lista di tutti i gazebo che anche in questo weekend vi invitano a firmare per difendere la vostra libertà di pensiero. E questo volantino che non è di carta ma è plastificato, è bellissimo, io me lo sono messo sopra il comodino. Guarda qua, ecco Davide me lo inquadra, guarda che bello, colpevole di avere difeso l'Italia, con Matteo Salvini in versione wanted. Siamo tutti quanti colpevoli di voler difendere l'Italia. Attenzione, perché se condannano Matteo Salvini è un precedente gravissimo e vuol dire che non si potrà più fare niente per limitare l'arrivo di migliaia e migliaia di immigrati, e chiaramente è un segnale potentissimo, oltre quello della cittadinanza semplice, solo 5 anni anziché 10, altro segnale potentissimo che invoglia. Poi loro magari capiscono male, gli viene detto che hai la possibilità di diventare italiano subito se fai un figlio in Italia, succedono ste robe, ne arrivano ulteriormente, ma soprattutto, signori, non è pensabile veramente modificare leggi importanti con un referendum che non è in questo caso abrogativo. No. E la facilità di farli, questi referendum. Un'altra chiamata 0292947222. Pronto? Ciao Sammy, Nando da Pioltello. Buongiorno. Ma intanto volevo dire al Gianni che ieri mattina alle 6 si è perso una vera chicca, un gioiello della Rai, perché quando ho acceso la televisione alle 6 di mattina su Rai Storia c'erano Paolo Mieli e Alessandro Barbero che dicevano che purtroppo la battaglia di Poitiers, Carlo Martello ha fermato gli islamici che stavano passando i Pirenei. Se fossero riusciti a conquistare l'Europa nel Settecento, gli islamici, oggi tutto il Mediterraneo sarebbe unito sotto l'unica religione islamica che era molto più civile di noi, oggi saremmo tutti felici e contenti, secondo Paolo Mieli e Alessandro Barbero, no? Tra l'altro il cognome Mieli, non so se Mieli se lo ricorda, è un cognome ebraico. Poi un'altra cosa sulla questione venatoria. 50 anni fa, quando vivevo 3-4 mesi l'anno in campagna, siccome sono un po' selvatico, stavo più tempo in giro per i boschi e per i campi che in paese, non andavo a pescare, andavo per funghi, eccetera, eccetera. E devo dire che il territorio nostro, specialmente in Lombardia, è troppo antropizzato. Raramente mi capitava di vedere un coniglio, un fagiano, un paio di quaglie. Però un conto è essere troppo antropizzati per il coniglio, il fagiano e il paio di quaglie, un conto sono gli lupi e gli orsi, insomma, se me ne fossi andato in giro da solo a 8-9 anni in mezzo ai lupi e agli orsi adesso non sarei qui. Grazie. Chi lo dice? Magari avresti convissuto con loro come un modello San Francesco. Non scherziamo, però effettivamente è un argomento che fa pensare. Infatti subito c'è Luca che risponde alla Guardia Venatoria.
aria, il problema è lui e la gente come lui, non il lupo o altri animali. Io abito alle pendici del bosco e convivo benissimo con gli animali. Il problema sono i cittadini che vengono qua e pensano di essere in città, e aboliamo il turismo, allora, che poi l'abbiamo capito, troppi turisti rompono le palle. Basta turisti, facciamo a meno dei turisti, e voi che vivete chiaramente vicino alla foresta avete problemi di lupi, di ungulati che distruggono reti, ti mangiano le galline, e prendete i soldi e non rompete le scatole. Hai visto? Chiuso subito l'argomento. Ciao Sammy, sono in ferie a Lampedusa. Anche ieri arrivati tantissimi clandestini sotto costa e con morti, si parla di oltre 1000. I lampedusani si sentono abbandonati. Magari Meloni, oltre che abbracci esteri, venga qui. Un giro a Lampedusa. Sì, un giro a Lampedusa. Dai, ancora diretta, il più veloce entra in onda nazionale con me, 0292947222. Soprattutto che non è mai andato in diretta a dire un pensiero, qualunque esso sia, noi lo ascoltiamo. Provate a chiamare 0292947222. Nessuno vi chiede il numero di telefono, cosa vuoi dire, eccetera. No, noi siamo liberi veramente. Entrate in onda immediatamente, anche tramite WhatsApp, mandando un messaggio anche audio o video al 34067 09 659. Sfruttiamo al massimo il fatto di essere una radio ancora libera, mentre la mia tristezza è incontenibile perché sono ancora sul sito di Repubblica, ancora in sciopero. Come faremo senza Repubblica, signori? Il Papa che continua a dire rosari da questa mattina, anzi da qualche giorno, non si ferma più perché Repubblica è in sciopero. Un'altra chiamata, pronto? Sì, pronto, ciao, sono Piero da Riccione. Mi dispiace per Repubblica, guarda, ti capisco. gli acquisti che faccio io penso che potrebbero chiudere anche francamente. No, che non arriviamo a così tanto, sennò poi con chi ci arrabbiamo ogni giorno, ti pare? Anzi, devono scrivere. È vero. La seconda è, mi piace questo Gioppacello, sono andato subito a scaricare qualcosa. Mi fa piacere. La terza che non sapevo è che il PD, sì, vabbè, insomma, quella roba lì, aveva manifestato dove a Torino, dove ha fatto la manifestazione contro il i DL reati. Sicurezza. Ah, ecco, perfetto, quindi manifestazione pro delinquenti, cioè quelli che vi scippano sotto casa, quelli che vi occupano la casa se uscite, cioè quindi tutti i reati che evidentemente in questo paese non si riusciva mai ad affermare, però quelli dei diritti, cioè i diritti di andare nelle scuole a rompere i coglioni ai bambini, a fare impavidire un povero bimbo raccontando delle puttanate, scusa se vado giù pari, così, eccetera, eccetera. Ecco, io chiedo ai genitori, ma lo fate già tutti, di rifiutarsi di far avvicinare questi personaggi alla scuola, di contestare, di ritirare i figli da quelle classi, e per quanto riguarda i reati, lo dico con ironia, si può sempre dire a chi vuole commettere reati che lo commetta a coloro i quali li difende, così si trovano in compagnia e magari provano delle emozioni che noi invece non vogliamo assolutamente. Grazie caro, ma ci mancherebbe, non lo auguriamo a nessuno, però capisci che molti di questi ben pensanti al caviale che portano avanti certi referendum non frequentano le periferie delle città, o se vanno in giro con l'auto, quella blindata, o con la scorta. Fanno una vita diversa dalle nostre, a parte mangiare il caviale, che ogni tanto le uova di lompo le compro all'Esselunga a 4-5 euro e mi sento ricco, ma per il resto è una vita completamente diversa, e i gali della situazione parlano e voi li guardate e dite ha parlato Gali, andiamo a firmare sul sito, e altro che 500.000 firme. Ha ragione Calderoli, però è sleale la cosa. Se raccogliamo tramite internet mettiamo una soglia
soglia un po' più alta di firme. Non sono state sudate quelle firme a nessun gazebo. Intanto Vittorio Macioce scrive sul quotidiano Il Giornale: il lupo torna un po' più cattivo, ma solo per fastidi economici. L'Unione Europea abbassa la protezione, insomma, e il lupo diventa un caso burocratico, ma soprattutto, ribadisco e discorriva, i problemi che fa sono problemi, certo, economici, raramente attacca l'uomo, non è come l'orso. Ma non parliamo solo del lupo, parliamo anche della situazione orso e di altri ungulati che purtroppo provocano gravissimi danni quando non sono pericolosi anche per l'uomo. Che facciamo in questi casi? Io ho aperto la discussione e vedo che arrivano WhatsApp al 340 6709 659. Nando, hai un cuore di pietra. E poi, paura dei lupi o degli orsi? Fate un giro in metropolitana a Milano dopo le 21 o in una qualsiasi stazione ferroviaria e poi ditemi, Walter, è vecchia la battuta, nella foresta ci sono gli animali, ma dai, non mi dire. E dove dovrebbero stare questi poveri animali? Su questa terra non esistiamo solo noi, l'unica cosa che sapete dire è uccidere, uccidere, uccidere. Ma cosa dite se uccidono più persone i cacciatori ogni anno, almeno 20 o 30 morti per mano dei cacciatori? In 150 anni una sola persona uccisa da un orso, ma fate ridere. Sono io che rido, Per favore, non fare come la sinistra che non fa che criticare la Meloni per ogni cosa. Adesso dimmi perché attaccarla, perché fa fare una bella figura all'Italia all'estero? Punto di domanda. Vi sento caldi, mi piacete così caldi, sì. Ancora in diretta 0292947222. Pronto? Pronto? Ciao, Buongiorno. Sammy. Ciao. C'è un detto: più conosco l'uomo, più amo gli animali. Più conosco l'essere umano, ovviamente, più amo gli animali. Io ritengo che Fugatti e quest'ultimo ascoltatore, mi sembra si chiami Nando, hanno decisamente un cuore di pietra, hanno proprio l'animo vuoto completamente. Io sono un animalista, guarda, e il mio detto è: vivi e lascia vivere. Perché non è assurdo, capisci, che per opera dell'uomo vengano sterminati migliaia di animali, tipo quell'orso polare che era su una banchisa, l'hanno eliminato e chiaramente l'avrebbero potuto salvare, perché ho letto altri messaggi, anche sui giornali c'è scritto che l'avrebbero potuto salvare. Proprio l'uomo è crudele nell'animo veramente, ed è una cosa preoccupante. Ti saluto. Grazie cara, e mi fa piacere che abbiamo diversi pensieri. Pensa che io avevo la tessera della LAV, Lega Antivivisezione, l'ho tenuta per non so quanti anni, stavo diventando addirittura ecoambientalista, terrorista ambientalista. Poi ho iniziato a capire, questi odiano chiunque non voti PD, e ho stracciato la tessera della Lega Antivivisezione. Ciò naturalmente non significa che non sono anch'io animalista, ambientalista, e c'ho 3 gatti a casa e voglio più bene agli animali che agli uomini, eccetera. Però, quando questi animali diventano problematici, piange il cuore quanto vuoi, ma bisogna prendere una decisione. Parlo di qualunque tipo di animale, anche dell'uomo. 0292947222. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Buongiorno. Allora, chi è che non vuole bene gli animali? Perché gli animali quello che ti danno, te lo danno davvero. L'uomo sai che te lo può dare anche per convenienza propria. Però bisogna fare una distinzione tra il vero lupo che vive nella foresta o l'orso che vive nel bosco, nella foresta, e il lupo Alberto o lupo dei lupi, oppure l'orso Yogi o Napo Orso Capo. Te lo ricordi quel cartone? E come no, è il lupo buonino, è Napo Orso Capo, li rivoglio, magari ci fossero ancora. Quindi è tutta lì la differenza. Se io vado nel bosco, vado a farmi una passeggiata nel bosco, per i cavolacci miei non faccio niente, e mi trovo davanti un orso che per sue ragioni mi aggredisce, o anche uno o più lupi, non vado là per fargli del male. Io capisco che sono animali selvaggi e che loro si regolano come naturalmente sono abituati a vivere.
Però ragazzi, la natura non comprende la presenza dell'uomo. Cioè il discorso legato anche al ripristino della natura che è stata fatta votata la legge la settimana scorsa. Va benissimo non toccare la natura o non violentare la natura, ma il problema è che la natura non prevede la presenza dell'uomo. Invece l'uomo da sempre, e chiudo, la governa la natura, altrimenti la natura lo espelle, e noi lo stiamo vedendo adesso con le continue inondazioni, con i continui disastri, che per carità il cambiamento climatico c'è, ma non è dovuto né all'uomo, e semplicemente non essendo più governati fiumi, torrenti, quello che deve essere, custode delle montagne, che appena succede qualcosa la paghiamo durissimamente. Grazie, bisogna governare la natura, interessante meditazione che vale per gli animali ma non solo. E intanto Silvana da Novara, viva il lupo! E ancora un altro, Nando sei crudele, la peste suona, colpa degli ambientalisti che non lasciano abbattere i cinghiali, gli stessi che non vogliono pulire i fiumi, ignoranti, scrive Silvio da Torino. È vero, la qualità è questa. Anna Maria da Vicenza, per il signore che ha chiamato di Rieti, il gazebo presente il giorno 28 settembre, Rieti, gazebo della Lega, per firmare a sostegno delle nostre idee, perché qualcuno ce le vuole togliere, ci vuole toppare la bocca. Allora, Rieti, gazebo 28 settembre, dalle 15 alle 19:30 in piazza Cavour. Gentilissima Anna Maria, grazie, ma ricordo c'è il sito legaonline.it dove c'è la lista di tutti i gazebo, e poi sbirciando sul nostro canale vedete anche le locandine che passano, e tra queste ce ne sono molte che riguardano proprio gli eventi della Lega. Ancora 2 chiamate al volo. Pronto? Pronto? Quella. Buongiorno, sono Gabriella da Milano. Ciao. Volevo dire solo 2 cose. Una, in Canada tempo fa hanno dato la caccia indiscriminata ai lupi. Nel giro di un decennio le alci avevano mangiato ettari e ettari di boschi. Hanno dovuto reintrodurre i lupi chiedendoli alla Siberia perché non ne avevano più. Questo è uno. 2, questa storia dei bambini transgender, io mi chiedo, ma le famiglie che hanno i figli, le famiglie musulmane che hanno i figli e che hanno il vezzo di buttare i gay dalle finestre, cosa ne pensano? Grazie, belle meditazioni. Un'altra chiamata, pronto? Buongiorno. Ciao. Ciao Sammy, sono Walter, Friuli Venezia Giulia, buongiorno. Prego. Tra l'altro ho saputo che uno dei nostri registi è di Gradisca, quindi mi ha fatto molto piacere, Gradisca di Sonzo. È vero. E anche il fatto che tu vieni dall'Isse, insomma, il tuo papà. Assolutamente sì, profugo fiumano. Grazie, bravo Sammy. Sì, non voglio rubare tempo a nessuno. Comunque direi che le riflessioni fatte dagli animalisti sono riflessioni fatte così un po' sulla pelle di quelli che non sono animalisti. Bisognerebbe avere buon senso. È chiaro che gli animali sono un dono del Signore, eccetera, eccetera, eccetera. Però, come diceva giustamente il radioascoltatore precedentemente, la natura non prevede la presenza dell'uomo. Quindi su questo dovrebbero riflettere. Invece l'arma è un'arma di sinistra. È un'arma di sinistra per creare disinformazione. Quindi prego gentilmente gli animalisti di essere meno animali e un pochino più coerenti anche con il buon senso. Grazie caro Sammy, abito in un paese alla periferia di Pavia. Posso solo dire che a causa della presenza esagerata di cinghiali non si semina più mais, che ci dava la possibilità di guadagnare qualcosa. Ora pare abbiano fatto qualcosa, ma la gente non si fida perché si riproducono tantissimo. Parliamo soprattutto appunto di questi ungulati, se ne parla da anni, e poi avete visto quali malattie stanno girando. Se il problema è l'umanità, con le guerre si risolverà tutto in poco tempo. E con questa meditazione di Giuseppe, signore e signori, Sammy Varin vi saluta. Vi ringrazio per il gentile ascolto. È stato un onore presiedere la trasmissione più importante del giorno, ma se mi rivolete io torno. Torno più tardi, alle 12:30 e poi alle 13 con le mie trasmissioni ufficiali. A più tardi. Avete ascoltato la rassegna stampa.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.